Allora, parlando di cos'era per noi lo skate al periodo, alla fine è stato un contagio involontario da parte dello nostro nei confronto dello skate, perché alla fine avevo 13 anni, 14 anni e c'era voglia di fare, quindi gli amici andavano in skate, quindi mi ero preso lo skate. I primi periodi, vabbè, difficile, sicuramente fare un ollie, imparare a saltare senza che comunque il periodo quando ho incominciato io, diciamo che la maggior parte dei bravi avevano mollato, quindi si guardavano qualche video del periodo in videocassetta con una qualità bruttissima, pensandoci confrontavo. E niente, comunque è stata una passione che ha preso piano piano, perché comunque mi vedevo portato, imparavo le cose facilmente e quindi alla fine è diventata proprio una droga, diciamo, perché comunque c'era sempre il bisogno di andare a imparare il trick nuovo, di aumentare il livello di difficoltà. Un altro personaggio che è stato presente sia sul writing e sullo skateboarding è stato Thomas Amico, è stato uno dei primi a dipingere qua in Sardegna, arrivato da Milano. Lui ha portato la voglia di dipingere, ha fatto conoscere il writing a molta gente di Cagliari. E lui è stato anche l'unico che comunque ha aperto uno skatepark nel 2002, l'Hazard, che però per delle difficoltà non è riuscito a mantenere, quindi ha dovuto chiudere, quindi però ha dato una grossa fetta di felicità a tutti quanti col suo skatepark, quindi ci ha fatto contenti molto. Allora, la scena adesso, tutti gli skater più forti, Gigi Sirigu, Luca Doneddu, Gianmarco Pala, Paolo Maneglia, io, modestamente, visto che sono 16 anni che vado in skate, mi ci metto dentro, soprattutto per l'impegno in tutti questi anni. E queste qui sono le nuove leve che tuttora skateano, spaccano di brutto, sono molto forti.